Vicenza è il comune capofila di questa bella sfida che finalmente valorizzerà in modo unitario Vicenza e le ville palladiane. Sappiamo che dal 94 siamo patrimonio UNESCO grazie appunto ai 23 palazzi che Palladio ha regalato al centro storico della nostra città, ma anche alle 24 ville che non sono presenti solo in provincia di Vicenza ma anche a Venezia, Treviso, Padova e Rovigo. La parte più bella di questo progetto è proprio il clima, la sinergia che si è creata sia con i comuni sia con tutti i proprietari di villa. Il rilancio dell'economia post-Covid: sono quasi 700.000 euro i finanziamenti messi a disposizione dal Ministero del Turismo per trasformare un patrimonio culturale tutelato dall'UNESCO in un prodotto turistico acquistabile da tour operator, agenzie di viaggio e dai singoli turisti. Il Comune di Vicenza punta a coordinare un progetto di valorizzazione delle opere del Palladio in Veneto. Io penso che questa sia una grande opportunità per rendere omaggio a Palladio e a chi ha voluto salvaguardare il patrimonio che ci ha lasciato. Quindi complimenti ai proprietari, ma soprattutto un ringraziamento ai professorini di un tempo, Magagnato, Barbieri, Cevese, che con l'avvocato Cappelletti hanno costituito il Centro Internazionale Studi Andrea Palladio. Le idee non mancano, importante sarà coordinare l'offerta culturale con l'enogastronomia e la logistica. Lo sviluppo sarà inevitabilmente su una piattaforma informatica nel web. Creare una piattaforma che possa mettere nella possibilità di usufruire del prodotto turistico a 360 gradi, quindi mettendo il turista al centro, il Palladio al centro, e da lì tutto possa essere poi declinato nelle varie esperienze, compreso anche il trasporto pubblico, compreso anche il parcheggio, compreso anche il treno, compreso l'albergo, compreso il ristorante, in maniera tale da trovare proprio questa piattaforma che permetta l'usufruibilità del nostro territorio.